Allora, devo ringraziare i cittadini di Mira perché Denis mi ha detto che tra telefonate e messaggi è oberato di lavoro in regia. Questo vuol dire che il sindaco Alvise è Maniero, un sindaco che è alla portata dei cittadini e che ascolta soprattutto le loro richieste. Ci sono dei messaggi, andiamo rapidamente a leggerli tutti, poi passeremo poi degli altri servizi, quindi abbiamo tante cose, tante altre non ne parleremo perché il tempo non ce lo permette, cercheremo di essere rapidi. Vediamo i messaggi, Denis. Sindaco, sviluppi sulla questione teleriscaldamento al nostro quartiere, le bollette sono raddoppiate. Andiamo nell'altro. Buonasera signor Sindaco, lei cosa ne pensa sulla questione nuovo pronto soccorso di Dolo? Anche il problema della sanità è un problema. Buonasera, Piazza Gallina è zona pedonale, ma di fatto transitano e parcheggiano auto tutti i giorni. Molto pericoloso per i pedoni. Vediamo l'ultimo e poi basta così. Buonasera, volevo chiedere al sindaco quali miglioramenti porteranno le palestre di energia solare, grazie. È capace di rispondere in un minuto a tutte e quattro, sindaco? Ci proviamo sicuramente. Provi. Però mi aiuti a ricordare la prima qual era? Una a una, le riproponiamo così leggendole non possono sfuggirci. Le rifacciamo vedere, Denis, grazie anche alla regia. Allora, il teleriscaldamento. Allora, noi abbiamo un intero quartiere di Mira che attorno a via Palladio che era stato costruito beneficiando della possibilità di teleriscaldamento grazie a un vicino impianto industriale. Cosa è successo? L'azienda che produce questa energia ha venduto a un'altra azienda che abbiamo avuto l'impressione non ha adottato un comportamento che è stato compreso chiaramente dai cittadini e di fatto le bollette sono esplose. Noi abbiamo ricevuto tutti questi cittadini in consiglio comunale con uno dei loro amministratori di condominio che ha voluto essere presente, abbiamo invitato la ditta in modo da avere un confronto diretto e siamo a disposizione per supportarli. Questo è successo il 5 di agosto. Io sono a disposizione, come lo ero quel giorno e lo rinnovo, come l'ho già detto quel giorno, degli amministratori per qualunque iniziativa che possa supportare. Il mio numero ce l'hanno, basta che mi chiamino, sono qua. Secondo messaggio, Denis. Vediamo, è stato rapidissimo anche se bisognerebbe fare delle domande alla risposta. Cosa ne pensi della questione nuovo pronto soccorso? Allora, dato che c'è il soccorso di Dolo, com'è la sanità a Mira? Se mi risponde rapidamente anche su questo, se funziona, sì, quella allora, pubblica e quella privata ovviamente. Il tema di Mira è il distretto sanitario, a noi manca un distretto sanitario che sia strutturato adeguatamente e noi vorremmo che la Regione, che come è nelle sue competenze, finalmente ci destinasse questa struttura, anche perché negli anni abbiamo perso servizi importanti. Neuropatologia infantile, oculistica, otorinolaringoriatria e tutta una serie di altri servizi vivi per il territorio e per la salute della gente. Bene invece che si investa su Dolo, perché ovviamente per noi, per tutta la Riviera del Brenta, quindi sono 120.000 persone, è un importante punto di riferimento. Aspetti perché qualche Mario no, va bene, la interrompo. L'altro ho già capito, bisogna seguire praticamente Dolo perché hanno investito, stanno facendo bene. E a noi il distretto sanitario, e anche di aiuto, sono 15 anni che Mira lotta per averlo, la Regione ce lo sganci per cortesia. Esatto, e anche di aiuto Dolo a Mira perché sono paesi confinanti. Andiamo un altro messaggio che non abbiamo letto. Allora... Piazza Gallina, perfetto. Allora, come riassumere? Questa piazza è una parte... L'ha già spiegata, è pedonale però ci passano le macchine, si possono evitare oppure bisogna che... Si può evitare ma è difficile perché uno dei privati ha un diritto di passaggio che è stato incluso nell'atto di trasferimento di proprietà al comune di questa cosa, per cui dobbiamo metterci d'accordo col privato, l'abbiamo già incontrato, abbiamo già parlato più volte e l'unica soluzione... Sì, l'unica soluzione è un mezzo di occlusione mobile tipo un palo che rientra, spenderemo un sacco di soldi ma spero che riusciremo a risolvere il problema. Sindaco, dai, quelli rientranti, non è un palo fisso, sono di quelli meccanici. Cosa costerà? Secondo me 10.000 euro? Sì, secondo me sì. Vabbè, insomma, però aiuta che non succeda... La piazza la ripariamo di continuo, viene rotta di continuo perché molte persone incivili continuano a passarci attraverso. Che non si faccia male a qualcuno, 10.000 euro. Mi sono preso parola anch'io perché ne ho fotografata una. L'ultimo messaggio, perché poi abbiamo Mario al telefono, sentiamo e vediamo l'ultimo messaggio. Le palestre, energia solare... Perfetto, allora noi siamo intervenuti stanziando rilevanti fondi sulle scuole e sulle palestre delle scuole. In più, oltre a garantire il comfort e la qualità, abbiamo investito sulle energie rinnovabili. Per la prima volta sulle palestre di Mira abbiamo pannelli solari termici che quindi ci permettono di scaldare l'acqua per i nostri ragazzi in modo ecologico. Mario al telefono, pronto, buonasera Mario, che lei presumo chiami da Mira? È stato rapido. Sì, da Oriago di Mira. Da Oriago? Sì, da Oriago. Ecco, se è rapido signor Mario perché siamo quasi in chiusura, ancora tante cose da chiedere al sindaco, prego. Sì. Allora, innanzitutto buonasera signor sindaco. Buonasera. Mi chiamo Mario, abito a Oriago. Volevo dire che abbiamo delle strade indecenti. Capisco che è una questione di costi, ma almeno una volta passava il camioncino e metteva un po' di catrame, adesso non si vede mai nessuno.
Tutto qua. Grazie Mario, possiamo passare questo camioncino col catrame? Per carità, il problema però non è il camioncino con i catrame, noi abbiamo buca... necessità proprio di rifare il fondo stradale via Sabbiona, che è proprio il centro di Oriago. Se non ci sono i soldi passiamo sto chiamito, mettiamo un po' di catrame, e anche a Padova e anche in altre città è un problema perché non ci sono i soldi per il patto di riusciamo stabilità. a mettere su gli autovelox, altro che catrame riusciamo a fare. Però la buca c'è, qualcuno si fa male, la tappi. Ha perfettamente ragione. Allora abbiamo intervistato la gente, sentiamo cosa chiede al sindaco Alvise Maniero. Siamo dove Roberto questa sera, non pensavamo, e ringraziamo ovviamente tutti i cittadini di Mira che ci stanno seguendo, Mira e zone limitrofe. Sentiamo la gente a Mira. Pensa che ci sia qualche problema a Mira, se c'è qualcosa da risolvere? Beh, ce ne sono tante cose da risolvere, guarda. Prima di tutto è popò dei cani. Quindi è un problema di pulizia a suo avviso? Sì, strisce non ce n'è da me, ora ho chiesto ai carabinieri, ma sì che chieda al sindaco che faccia le strisce. Qui ci sono poche strisce pedonali, i pedoni non sanno dove passare, insomma. Sì, perché le macchine che devono fermarsi, insomma, invece... È una città che mi sembra comunque ordinata, e io lavoro qui da 6 anni e mi trovo bene, trovo che l'amministrazione stia lavorando bene, quindi io personalmente non ho trovato dei problemi. La situazione non mi pare così brutta come di solito viene dipinta. Poi sinceramente a livello locale bisognerebbe essere più dentro nel tessuto produttivo, nelle aziende, per capire eventuali bisogni della gente. Non so sinceramente però quanto a livello locale uno possa effettivamente fare, per quanto abbia buona volontà. No, tutto a posto, veramente ci troviamo bene con il nostro sindaco. Giovane, fresco, pimpante, bene, come me. Quindi siete soddisfatti? Sì. Dal punto di vista strutturale della città ci sono molti problemi, ad esempio hanno appena ristrutturato la strada facendo dei dossi che peggiorano la situazione sia in bicicletta che per le macchine. Col cambiamento dell'amministrazione qualcosa è stato fatto, senz'altro c'erano molti problemi vecchi e questo la gente non vuol capirlo. Io sono contento, non c'è un centro a Mira. È un paese un po' particolare perché è decentrato in varie frazioni, ma del resto non si sta male. Ecco, mi sembra poi tutto quello che hanno detto è quello che abbiamo citato, dalla popò dei cani, dalla pulizia, dalle erbe che ci sono sul canale, che abbiamo visto anche dietro la ragazza che veniva intervistata, insomma. È da battagliare, non deve lasciare la carica, deve rieleggere, deve continuare questa battaglia per altri 5 anni, deve sistemare Mira, sindaco. Deve prendere la forza di dire sono giovane, ho fatto qualcosa, però devo terminare il mio mandato. E 2 mandati dopo di più sono tanti, ma sono giusti per sistemare se i cittadini lo voteranno. È sbagliato uscirne ora. La ringrazio, lo prendo come un complimento. Arrendersi così è sbagliato perché mi sembra di capire... No, io non mi arrendo. Allora deve continuare nella senta, bisogna renderla più viva, come ha detto il nostro ultimo intervistato. È una città povera, ci sono molti poveri a Mira. Allora, il nostro reddito medio è sicuramente molto basso rispetto a quello di comuni limitrofi. Mirano, per esempio, è sicuramente una situazione migliore. Mira ha una storia, un tessuto che prevalentemente si è sviluppato attorno all'industria di Marghera. Enrico al telefono, le chiedo di essere succinto. Prego, subito. No, mi dica lei, se è povera... Abbiamo una situazione sociale piuttosto rilevante. E cosa vengono a chiedere i poveri, la maggior parte che vengono in comune? La maggior parte ha difficoltà a il lavoro quello sempre, ma purtroppo non è che lo creiamo noi. Però chiedono lavoro, cosa chiedono praticamente quando vengono in comune? C'è difficoltà anche solo a pagare una bolletta, c'è difficoltà a arrivare a fine mese, anzi paradossalmente chi ha più bisogno sono le persone più restie a chiedere e quindi anche la difficoltà è riuscire a scremare. Abbiamo un servizio sociale che finanziamo in maniera rilevante, nonostante tutti i tagli che abbiamo ricevuto l'abbiamo sempre aumentato, quindi facendo cadere i tagli su altre cose. Non è mai abbastanza, quello che facciamo è comunque una goccia del mare. Enrico da Mira, presumo. Buonasera Enrico. Buonasera. Prego. Buonasera. 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 Parlo da Mira, un paese... La domanda Enrico. Io parlo da Marano. Sì, la domanda... Volevo sapere se il sindaco ha diciamo, una visione della via Caltana di questi ultimi tempi a Marano, perché è diventata praticamente una pista da Formula 1.
le macchine corrono fortissimo, c'è un passaggio pedonale giù dalla discesa del ponte di Marano che non è praticamente visto da quelli che scendono, perché prendono la rincorsa, corrono forte. Voglio sapere se magari si potrebbe mettere un semaforo a chiamata per passare, per fermare anche, diciamo, la velocità di queste macchine. È stato molto chiaro, Enrico. Allora, questa situazione a Marano. Grazie signor Enrico, allora ha detto corrono velocemente e poi allacciamo anche questo, se mi risponde anche com'è la situazione delle piste ciclabili a Mira e dintorno, centro Mira e dintorno. Sì. Allora la via che è pericolosa, sì, via Caltana purtroppo è nota, lì siamo già intervenuti spostando un cassone, diciamo, di controllo della velocità e con degli interventi di piccola manutenzione, quindi sulle strisce e queste cose qui. Sicuramente non è abbastanza perché le velocità sono sostenute e purtroppo molto dipende proprio dal comportamento dei guidatori. Gli autovelox sono autorizzabili dalla prefettura solo su alcune aree specifiche, su alcune vie specifiche, e quella non è autorizzata. Noi non possiamo mettere gli autovelox dove vogliamo. Per quello no. Anzi, io non lo dovrei dirlo, ma spesso i comuni li mettono, ma non sono veri, perché non si può. Certo. Si può solo in alcuni posti, quindi magari potessimo metterlo lì. Però abbiamo già chiesto alla provincia, ora città metropolitana, il declassamento della strada da metropolitana a comunale, in modo da poter fare degli interventi diretti, e li faremo. Però io prego sempre, vi prego, ricordatevi che il primo sistema di sicurezza è la vostra testa, non c'è dosso o semaforo che possiamo mettere che superi l'incoscienza di chi guida. Ma quando la testa non ce l'hanno bisogna proibire con qualche altra tecnologia. È dura tecnologia. fargliela da fuori. Fatica. E per quanto riguarda rapidamente le piste ciclabili, com'è la situazione a Mira? Abbiamo una situazione piuttosto complessa, perché nonostante qualche bella struttura che è addirittura sovracomunale, corre sugli argini, quindi ci sono dei bei percorsi, abbiamo anche dei tratti bellissimi da vedere, in molte aree del territorio non abbiamo percorsi continui e sicuri e quindi molto ci sarebbe da fare, e molto facciamo perché cerchiamo anche di intercettare fondi esterni tramite fondi europei. Sulla sicurezza, fra l'altro, e sulla praticabilità delle strade, prima la ragazza indicava proprio via Argine destra e Argine sinistra, dove siamo appena intervenuti, e non siamo intervenuti a caso, siamo intervenuti lì perché purtroppo in passato ci sono stati dei morti, tra cui anche un bimbo, e siamo intervenuti con un progetto partecipato, nel senso che i cittadini sono venuti in consiglio comunale e con noi hanno visto il progetto, hanno fatto le osservazioni, l'hanno modificato e dopo anni finalmente lo abbiamo fatto. Il giorno dopo, in cui abbiamo realizzato l'intervento, diversi cittadini della stessa via si sono lamentati perché non volevano l'intervento stesso. Allora, lì bisogna capire che il comune è tuo. Quando partecipi decidi, e quando decidi sul tuo comune devi prenderti responsabilità di quello che hai deciso, perché noi ascoltiamo i cittadini e facciamo quello che ci dicono. Il giorno dopo non si possono lamentare se lo abbiamo fatto. Purtroppo è così, quando si ha un incarico non si può e non sono contenti. Ma siamo comunque a disposizione. Siamo in conclusione, signor Sindaco, e siamo andati da un amico che voleva lanciare un messaggio in questa trasmissione. Andiamo a vedere chi è questo amico che vuole parlargli e il messaggio che vuole lanciargli. Ascoltiamolo. Ciao Alvise, ciao a tutti i telespettatori di TV7 Triveneta, ma io non so se avete idea voi chi avete stasera in studio. In studio avete Alvise, che oltre a essere un amico per noi tutti del Movimento 5 Stelle in Veneto è un vero e proprio riferimento, un sindaco incredibile, perché è un sindaco che abbiamo visto come sta gestendo benissimo una città grande, una città complicata come Mira, che è diventato veramente un riferimento per tutti noi. Basti pensare al lavoro incredibile che è stato fatto da lui e da tutta la sua giunta per, io penso al tornado, come è stata gestita in meno di 100 giorni, già tutte le pratiche erano state fatte, tempi teutonici hanno detto, io vorrei dire invece che sono tempi a 5 stelle, di cui appunto Alvise veramente sei il nostro alfiere e sei l'orgoglio per tutti quanti noi. Penso al bilancio partecipato, penso a tantissime battaglie che è riuscito a combattere, battaglie del Movimento 5 Stelle che sono diventate realtà grazie proprio a lui, grazie a te Alvise, grazie a tutta la tua giunta, grazie a tutti i ragazzi, tutti gli attivisti che lavorano con voi sul territorio. Perciò grazie mille, sei per noi veramente un esempio che cerchiamo qua di darti forza e mi raccomando, mi hanno detto che non ti vuoi più ricandidare, ma cosa fai? Ti prego, guarda, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di persone come te, quindi per cortesia veramente abbiamo ancora tanto bisogno, perché sappiamo che hai ancora tantissimo da dare. Ciao, a presto!
No, Jacopo è troppo buono ed è un mattacchione, non ascoltatelo. A noi servono critiche, ci serve sapere come migliorarci. I complimenti sono bellissimi, io non sento di meritarmeli. Abbiamo sentite di critiche, abbiamo chiuso con anche un complimento. Beh, allora dai, va bene. Insomma, le allora critiche le abbiamo detto, è giusto anche riconoscere che da parte di colleghi di Movimento ci sia una... Sono lusingatissimo e immeritevole, ma lusingatissimo. Senta, noi siamo arrivati in conclusione, ovviamente ringrazio anche Jacopo Berti, che pensi per tutto oggi lo chiamavo Alessandro Berti, perché qui lavora qui da noi in nostra televisione un tecnico che si chiama Alessandro Berti. Io invece dicevo a Denis, vai a intervistare Jacopo Berti, e invece dicevo Alessandro. Allora pochi secondi fa l'ho ricordato, mi ha detto che non lo chiami Alessandro, mi raccomando, me l'ha ricordato, quindi grazie anche a Denis ovviamente, soprattutto anche a Jacopo Berti. Siamo in conclusione di questa trasmissione, mi ha fatto molto piacere averlo avuto ospite, sindaco, spero che tutte le richieste dei cittadini lei possa soddisfarle. Quello che posso dire, si ricandidi, perché se ha lavorato bene verrà premiato ed essendo giovane è giusto che prolunghi il suo mandato per completare le opere che ha iniziato. Io le do 30 secondi di tempo, anzi un minuto di tempo, che lo do a tutti i miei ospiti al mercoledì, dove lei potrà dire il pensierino della sera, che riguarda tutto quello che vuole. So che è diventato papà da poco, anche quindi complimenti, quindi può raccontare tutto, dalla sua vita, tutto. Ha un minuto, la telecamera lo inquadra, lei può dire quello che vuole, prego. Intanto grazie, diventare papà è facile, esserlo, farlo è più difficile, però no, quello che ci tengo a dire è, allora io sicuramente come qualunque amministrazione non potrò rispondere a tutte le domande, a tutte le richieste dei cittadini perché non abbiamo le risorse per farlo, però c'è qualcosa che possiamo fare che non dipende dai soldi, la nostra coscienza civica, c'è qualcosa che va oltre la politica, che è la cultura ed è lì che dobbiamo migliorare come popolo, come italiani, come veneti. Di cosa sto parlando? Noi abbiamo fatto alcune attività, alcune iniziative, è stato citato il bilancio partecipativo. Cos'è? Noi prendiamo un pezzo del bilancio e lo diamo direttamente in mano ai cittadini che decidono, progettano quali sono le priorità, le individuano, le ordinano e poi le mettono a disposizione di tutti gli altri cittadini che le votano, decidono loro cosa va fatto e come va fatto. È il secondo anno che lo facciamo, abbiamo quintuplicato i votanti, abbiamo visto quanto è difficile entrare in questa mentalità. Molti cittadini dicono ma come, io non sono un amministratore, non devo decidere io di queste cose, invece sì, perché il comune è tuo, il posto dove vivi è tuo e quei soldi sono tuoi, sono le tue tasse. Chi meglio di te può dire che cosa è importante e che cosa no? Noi siamo di supporto, mettiamo i tecnici comunali, ti informiamo su tutto quello che puoi sapere che magari non conosci, però alla fine devi capire che quella fatica, partecipare, quindi imparare, capire, dare priorità e decidere, quella fatica c'è, ma è necessaria. E io ho avuto l'onore di assistere a scene di mamme e papà attorno ai tavoli che per svariati incontri per ore e ore progettavano, confrontavano, controllavano e alla fine questi progetti vengono votati dalla gente. È la cosa più bella ed è il più grande momento di crescita di un cittadino, cioè capire quanto può fare e quanto deve fare. Lo può fare, per cui per favore fatelo, accettate questa fatica perché è necessaria. Grazie Alvise Maniero. No, a voi. Grazie. Buonasera, noi ci vediamo mercoledì prossimo.